è da 3 giorni che è casa sott'acqua. Ieri era abbassato il livello di acqua abbastanza 20 centimetri quasi, ma oggi ha perso la speranza, è salito di 20 centimetri di nuovo. Quanto siete sotto? Nel giardino ho più di 1 metro di acqua e in casa riesco a tirare via acqua quindicina di centimetri con 3 pompe. La loro abitazione è sott'acqua, siamo a nord di San Stino, a ridosso del casello autostradale. Nella stessa zona anche una casa di riposo per anziani è in difficoltà. Non possono uscire comunque gli anziani da qua? Eh beh no, no, se li portano fuori col pulmino fa difficoltà a tutto perché qua ci sono 30 centimetri d'acqua. È una delle zone in questo momento più critiche di San Stino, dove da ore sono al lavoro gli uomini della protezione civile. In questo momento noi abbiamo alcune criticità, particolarmente nella parte nord del territorio, quindi nella zona del casello autostradale, dove c'è il Fosson, dove c'è il Malgher e il Loncon interessati, in quelli stiamo dovendo intervenire da subito con tutto un sistema di pompe in grado di portare fuori l'acqua. Allagamenti a cui non sono nuovi gli abitanti della zona e il problema è dato dai canali minori. E questa notte alle 3 le vengono su tutto da un suo momento, però non ne passa nessuno a vedere. Senta, ma a quanto siete sotto? Oltre 10 centimetri a prima casa e la seconda arriva anche a oltre 40. Il sindaco di San Stino Matteo Cappelletto, vista la situazione di criticità, ha deciso a titolo precauzionale di chiudere le scuole e già da venerdì hanno provveduto ad evacuare una ventina di famiglie. In un'area della bonifica c'erano alcuni cedimenti, alcuni momenti di possibile difficoltà che sarebbero però potuti diventare molto gravi e quindi in maniera precauzionale abbiamo preferito allontanare le famiglie che abitano a ridosso di quell'area. Il Livenza, il fiume che attraversa San Stino, è alto ma non ancora ad un livello di pericolosità, ma a creare problemi sono quelli secondari gestiti dal Consorzio di Bonifiche ed è su quelli, dopo l'ondata di piena passata, che l'amministrazione deve lavorare, una finestra di 12 ore per cercare di mettere in sicurezza argini e territorio. Se in questo momento riusciamo a far fronte ed evitare che ci sia un'esondazione che può interessare tutta una serie di zone del Fosson, a quel punto continuando il lavoro per tutta la notte speriamo di riuscire a far fronte anche a quei 90-100 mm di acqua che sono previsti per domani.